Sportivi siciliani, ben trovati, siamo in diretta, siete sul canale 15 del Digitale Terrestre, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Il consueto spazio settimanale per parlare di calcio dilettantistico siciliano. È stata una domenica certamente molto importante, soprattutto perché finalmente il Siracusa ha raggiunto la tanto sospirata Lega Pro. Parleremo anche della festa del Siracusa e lo faremo con l'allenatore dell'Accademia Trapani, Alberto Amoroso. Ciao Alberto, ben trovato. Alberto, intanto devo farti i complimenti, questa Accademia Trapani ha sorpreso tutti, avete dimostrato che una piccola società, se ben organizzata, può certamente dare fastidio a tutti. Sì, no, effettivamente è stato, come dire, una stagione esaltante. Io sono subentrato a metà novembre in una situazione un pochettino difficile, quindi se non ci fosse stato alle spalle un'organizzazione, una solidità societaria e le idee chiare su come naturalmente intervenire su alcune decisioni. Tra l'altro hai lavorato anche con molti ragazzi inseriti in rosa. Sì, no, ma questa è una situazione che nei 4 anni che mi hanno visto alla guida tecnica dell'Accademia è diventata, come dire, una normalità. Che abbiamo un settore giovanile abbastanza buono, importante, da cui sono usciti sempre fuori dei ragazzi che hanno dato linfa alla prima squadra. Anche perché, diciamolo bene, i giovani spesso e volentieri, soprattutto nel campionato d'eccellenza, fanno la differenza, nel senso che se hanno veramente qualità tecniche, oltre che morali, e di mentalità, possono veramente essere il giocatore in più rispetto agli avversari. I ragazzi, se sono bravi, devono giocare. È vero, devono giocare. Quindi poi su scala nazionale si va a ripercuotere questa mancanza che poi magari nei settori giovanili, nei campionati dilettantistici diventa obbligatoria. Per questa obbligatorietà a volte viene, come dire, distorta. Assolutamente, viene fraintesa. Viene fraintesa e invece sono, a mio avviso, il motore pulsante di tutto il movimento. È vero, però è anche vero che la mentalità, soprattutto se non parte dalle società professionistiche nel rischiare anche in questo caso un 2006 o un 2007, è difficile che lo facciano soprattutto i dilettanti. Ieri la dimostrazione appunto della partita del Barcellona ci fa capire come i ragazzi del 2007 hanno già quasi 100 partite insomma nella prima divisione. Sì, ma andiamo spagnola. In Inghilterra, andiamo in Belgio, andiamo in Francia. Comunque, vabbè, in ogni caso, io dico, per quanto riguarda l'Accademia, è una, come dire, una risorsa importante che noi sfruttiamo al massimo, quindi in un campionato difficile come quello di eccellenza poi ti ritrovi, come dire, un valore aggiunto importante. Poi ripeto, i giovani che hanno fatto la loro parte, così come tutti gli altri, sono stati veramente dei protagonisti fondamentali di questa annata. Ma questa stagione dove c'è stato l'Athletic Club Palermo, che in un certo senso credo meritatamente abbia vinto il girone, qual è la squadra che ti ha impressionato? Credo sicuramente la squadra palermitana, ma forse qualche altra squadra? Guarda, come compostezza, come solidità, il San Giorgio Piana credo sia stata una delle squadre. Anche un po' sorpresa. Anche un po' sorpresa, sì. Lo Sciacca per lunghi tratti credo che abbia recitato un ruolo importante, anche perché è stato, come dire, sulla griglia finale. Ha un po' mollato inaspettatamente nella parte finale. Nella parte finale, anche perché insomma l'uscita anche dai playoff, l'uscita dalla Coppa Italia, ripeto, però aveva una solidità, una guida tecnica importante, sì, e poteva, come dire, fare ben oltre. Poi San Giorgio Piana, anche altre società minori, diciamo che poi anche Castelbuono, che all'inizio insomma ha manifestato un impianto di gioco, io le ho seguite anche se non allenavo all'inizio in questo girone, perché insomma ho visto una squadra giovane che ha giocato un buon calcio, ma così come molte altre che poi alla fine, ripeto, poi quando sei nelle sacche mobili della zona di gestione, poi determinati valori, determinati concetti magari si mettono da parte. Poi la prima parte devono fare solo i punti. Si devono fare solo i punti importanti. Poi ricordo che anche ha partorito dei giocatori come Cabrera, che è un giocatore, parlo del Castelbuono, che è andato a giocare adesso credo in categorie importanti nella squadra di Messi, e quindi insomma è un 2005, quindi si può pescare anche, diciamo, assolutamente. Comunque continueremo a parlare anche di eccellenza poi nella seconda parte, perché dobbiamo raccontare giustamente anche il discorso dei playoff e dei playout che si sono giocati. Parliamo invece di Serie D, una battuta veloce, 30 secondi per dirmi Siracusa bravo o Regina scarsa. No, Siracusa bravo, poi Regina sfortunata. Ma diciamo che se si arriva a un punto dal traguardo
dico, hanno fatto anche la loro parte, sapeva il Siracusa sicuramente l'anno prima ha trovato il Trapani, quest'anno probabilmente non ha ripetuto determinati errori, ha preso dei giocatori tra cui molti ex Trapani. Quelli vincenti proprio della categoria. No, ha creato Ricci, tra l'altro è un presidente che conosco, avendo avuto a Taormina, ripeto, le chiare, ha organizzato un campionato di vertice per vincerlo. Diciamo che secondo me è pronto anche mentalmente a disputare una bella Lega Pro la prossima sicuramente, stagione. Anche perché insomma l'organigramma è impreziosito anche dalla presenza di Valtezenga e credo che sia, come dire, un biglietto da visita fondamentale. Poi tra l'altro nel panorama della terza serie, insomma, dove si vedono squadre arrancare, squadre anche certi blasoni, parliamo del Taranto, parliamo anche di qualche altra società. Quest'anno la Lega Pro è stata veramente è stata molto discussa. Categoria molto discussa. Molto discussa, tant'è che credo che un'altra delle nostre ripartenze si presenteranno solo le squadre che hanno le caratteristiche sotto questo punto di vista la federazione deve imporre dei paletti fondamentali. Credo che anche la Regina in questo secondo posto mastica amaro, però guardano con grande fiducia. Diciamo che dovrebbe anche vincere i playoff. Sì, quello sicuramente. Bene, allora abbiamo già inaugurato la pagina della Serie D, lo facciamo giustamente con la sua sigletta ufficiale. 17ª ed ultima giornata del campionato di Serie D, eccola qua la schermata dei risultati di domenica. Castrum Favara che perde 2-0 in casa contro il Città di Sant'Agata, Enna Calcio batte FC Pompei 3-1, pareggio tra Locri e Città di Aciriale. Vince la Nissa 3-2 contro il Licata Calcio, vince anche il Siracusa 3-1 contro la Nuova Egea Virtus. Regina 1914 batte San Cataldese 1-0, vittoria della Scafatese 2-1 e pareggio tra Vibonese e Paternò Calcio. Guardiamo la classifica, però già si conosce molto bene. Il Siracusa in testa è promosso in Lega Pro con 78 punti, 77 Regina 1914 con 65 la Scafatese, 54 Sambiase con 50 Vibonese, 46 Nis FC, 44 Paternò Calcio, 38 punti FC Pompei e Ragusa Calcio, 37 Nuova Egea Virtus con 35 San Cataldese ed Enna Calcio, 34 Città di Aciriale con 30 la Castrum Favara, 28 punti il Licata Calcio con 27 Città di Sant'Agata, chiude all'ultimo posto Locri 1909 con 24 punti. Per quanto riguarda i play-out si giocheranno Castrum Favara Licata Calcio e Città di Aciriale Città di Sant'Agata. Per i play-off invece Regina 1914 Vibonese Calcio e Scafatese Sambiase. Sarà veramente una domenica, la prossima, certamente molto interessante, soprattutto perché noi siciliani dobbiamo guardare la parte bassa di questa classifica, dove sono arrivate 4 squadre siciliane, addirittura una quinta, l'Acragas, è stata estromessa e quindi la prossima stagione forse partirà dal campionato di eccellenza. Parliamo subito a questo punto di una società che stranamente a sorpresa è un po' crollata nella parte finale della stagione. Parliamo della Castrum Favara, che era partita certamente bene, aveva trovato spazio anche abbondantemente con merito nella zona centrale della classifica, poi purtroppo quei punti persi anche contro l'Acragas hanno letteralmente frantumato una serenità. Un percorso difficile dove le squadre siciliane, a parte la Nissa che insomma è un blasone un po' particolare, insomma, aveva anche un bel gruppo, un'ottima organizzazione, un'ottima società, e diciamo la Nuova Egea che è uscita fuori dalle secche, l'Enna che è uscita bene nella parte finale, veramente Passiatore ha fatto un miracolo, il Paternò che ha confermato quanto di buono, insomma, dall'inizio dell'anno, il Paternò con Catalano ha continuato nella guida tecnica. Insomma, il quadro che stai facendo ci fa capire che le squadre siciliane poi alla fine comunque si sono comportate bene, sostanzialmente. Diciamo abbiamo quasi 12 le squadre, mi sembra. Sì, se non sbaglio sì. 12 squadre, quindi purtroppo qualcuno nel novero dei play-out, speravamo più nel novero dei play-off. Sì, però lì sarebbe stata un'altra Solo storia. che lì hanno fatto terra bruciata, tranne diciamo le Vibonese, Scafatese, insomma sono usciti un pochettino. Facciamo così, andiamo con ordine, perché tanto racconteremo tutte le partite che si sono svolte domenica. Guardiamoci per intanto il servizio della sconfitta della Castrum Favara proprio ad opera del Città di Sant'Agata.
Vincere o morire per il Città di Sant'Agata, vincere per tornare a far sorridere il proprio pubblico in vista dei play-out per il Castrum Favara. È questo il menù dell'ultima giornata di regular season del campionato di Serie D Girone I per i giallo-blu di Mister Infantino, che non vincono da troppo tempo davanti al proprio pubblico, mentre i biancazzurri hanno bisogno di fare risultato per evitare lo spettro della retrocessione diretta in eccellenza. Con le immagini prodotte da Giuseppe Montalbano andiamo subito a vedere cosa è successo nel primo tempo con questo calcio di punizione battuto in prima istanza da Baglione, che poi ci prova dall'altra parte, decisamente più pericoloso anche se ancora lontano dallo specchio della porta. Poi da questo calcio d'angolo serie di trattenute vanno giù in 3 addirittura del Castrum Favara, poi l'azione si spegne, dall'altra parte inizia a farsi vedere con una certa pericolosità proprio il Sant'Agata, salvataggio da parte di Scuffia, poi conclusione di controbalzo e Sfera che si perde in fondo al sacco, vantaggio del Sant'Agata con Faccetti dopo la bella iniziativa di Pussetto. Poi dall'altra parte prova a farsi vedere il Castrum Favara con questo colpo di testa all'indietro di Demo Leon, che per poco non beffava Cannizzaro. Dal calcio d'angolo che ne segue prova ad arrivare Baglione, poi Vaccaro ripropone in mezzo il pallone, non riesce ad arrivare sul secondo palo Nacio Varela, che si dispera per l'occasione sfumata. Poi chiude in avanti il primo tempo la formazione guidata da mister Cataldi con questa iniziativa, conclusione dalla distanza sporca, fuori Frangiamone, dentro al suo posto Traoré che litiga con un avversario, poi sembra partire una testata all'indirizzo del difensore ospite. Il direttore di gara non ha dubbi, estrae subito il cartellino rosso per Omar Traoré, la cui partita dura appena 6 minuti e lascia soprattutto in 10. Nella ripresa Varela va subito a recuperare un pallone, cerca il pallonetto su Cannizzaro ma non trova la porta. Giornata difficile per il centravanti del Castrum Favara. Dall'altra parte invece si supera Scuffia su questo colpo di testa di Catalano ad un passo dallo 0-2 la squadra ospite, che però poi con un'azione insistita sulla destra fa arrivare il pallone al limite dell'area. C'è questa conclusione da parte di Nunzi, c'è la deviazione decisiva e c'è lo 0-2 per il Città di Sant'Agata, alla firma di Elia Nunzi, entrato dalla panchina e trova subito una giocata fondamentale per sé e per la sua squadra. Qui prova con la forza della disperazione più che con una costruzione vera e propria il Castrum Favara quantomeno ad accorciare le distanze, ma di palle gol create non ce ne sono. Il direttore di gara di Chiavari fischia alla fine della partita. Saranno play out sia per il Città di Sant'Agata che per il Castrum Favara, che ospiterà il Licata tra 7 giorni al Brucculeri, in trasferta invece da Cireale Città di Sant'Agata alla prossima. Dobbiamo fare i complimenti a questo Enna di Passiatore, perché è riuscito veramente nelle ultime domeniche, dopo la bella vittoria anche a Caltanissetta, di andare a vincere a Pompei, portare 3 punti che sono stati pesantissimi per la sua classifica finale, alla dimostrazione che se c'è un intento all'interno di tutto il gruppo, poi alla fine il risultato arriva, no? Cioè, la squadra si è compattata, dirigenti, con gruppo atleti e allenatore, e hanno portato veramente questa Enna in una inaspettata salvezza diretta. Io l'ho seguito anche perché era guidata da Peppe Pagana, conosco Peppe e so il valore del suo lavoro. Naturalmente le sue dimissioni sono state così, mi hanno colto di sorpresa, devo essere sincero. Un po' tutti. Però ci saranno state delle motivazioni per le quali io credo che la società in primis abbia lavorato per perché è andato via il direttore sportivo. Esattamente, c'è stato un piccolo terremoto, quindi questo di qua in alcune situazioni può determinare. Invece si sono ricombattati, hanno fatto quei risultati che dovevano farli. Poi insomma io credo che poi Passiatore abbia trovato la quadratura del cerchio. Certo. È un campionato come questo della Serie D, dove i finali sono sempre dei thriller abbastanza. Assolutamente. Abbiamo anche gli highlights su questa partita, la vittoria fuori casa a Pompei dell'Enna Calcio. La scorsa stagione è stata quella della bellezza,
gol, spettacolo, vittorie, tutto ti va bene, ma non possiamo essere sempre splendidi e fantastici. Quel senso di perfezione è raro, ma la realtà è diversa, soprattutto quando sali di livello tutto è più difficile, la realtà è imperfetta, è complicata. Quando le cose non vanno sempre come vorresti, quando perdi pezzi per strada, non è più il momento di essere belli, devi essere tenace, stringere i denti, difendere quando è necessario, ma negli attimi decisivi, quando c'è da determinare, essere cattivi, determinati, condurre la barca in porto, acciaccati ma veri. La scorsa stagione la ricorderemo per la bellezza, questa è stata l'annata della tenacia e non c'è niente di più autentico. È iniziata nel frattempo Pompei-Enna, attacca il Pompei con Agnelli, allarga verso Cuciniello, guarda al centro dell'area di rigore, fa partire un traversone, Puntoriere tutto solo, spara su un difensore ma c'è calcio di rigore. Parte Puntoriere che spiazza il portiere e porta in vantaggio il Pompei al terzo minuto. I rossoblù sono già avanti con il centro di Puntoriere. Titolare quest'oggi Fabiano Pirone, uno dei prodotti del settore giovanile. Attenzione a Casa di Dio, il cross al centro per la girata e poi Bamba a rete. Ha pareggiato Lenna sulla gran giocata di Cicirello. Bamba piazza la zampata dell'1-1 e qui altra chance per Lenna, ancora un calcio d'angolo. Pompei sta chiudendo bene gli spazi, cross, forse c'è fallo, non è così secondo l'arbitro, poi il tiro deviato, pallone per Casa di Dio, era stato servito da D'Amore, il suo cross, Bamba, il controllo, l'uscita di Allocca e calcio di rigore. E calcio di rigore che arriva adesso. Cicirello contro Allocca, parte Cicirello e spiazza Allocca, così come aveva fatto Puntoriere al terzo. Cicirello al 46esimo del primo tempo porta Lenna in vantaggio 1-2. Cominciato adesso il secondo tempo, c'è una partita da raddrizzare e allora seguiamo la collenna. Cicirello, la sponda, attenzione all'ingresso in area, alla conclusione ed il gol ha segnato Nardella. 3-1 per Lenna, finisce 3-1 per Lenna, anche Lenna festeggia la salvezza e con un dolce arrivederci alla prossima stagione, ancora in Serie D. Tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano, le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Presenta Ettore Tortorici. Continuiamo a raccontare la giornata domenicale della Serie D con questo Locri che lascia praticamente questa categoria, la prossima stagione giocherà in eccellenza e lo fa con un pareggio in casa contro il Città di Aceriale. Guardiamo il servizio. Non dipendeva solo dall'Ocri provare a disputare i play-out, infatti il Sant'Agata ha messo subito in chiaro le proprie intenzioni. L'Ocri sin dall'inizio propositivo più che guardingo, tanto che avvia la gara con determinazione, con le rivisitazioni di assetto dovute all'avvento in panchina di Ciccio Cozza. Levecca ad esempio non si risparmia e da mezzo sinistro di centrocampo si insinua in aria come una spina nel fianco di Piccolo e compagni. E il corridoio centrale però a favorire la corsa del fantasista pochi minuti dopo l'inizio. E infatti al 10° Levec opera da solo e la sua bordata sorprende tutti, Zizzania compreso. La risposta Cese è con una palla inattiva. La coordinazione tra Giuliano che trasforma e Petta che incorna sembrava ottima, ma la palla invece è troppo alta per lo specchio di porta.
Le soluzioni casalinghe continuano a disegnarsi dalla distanza, la Cireale opta per il cambio di gioco con palla aerea, ma quello più vicino alla conclusione è maggiormente il Locri. Ignaro però che intorno alla mezz'ora anche quel vantaggio può dirsi nullo davanti al gol del Sant'Agata a Favara. Chianese intanto rileva il suo esterno sinistro e immette Vasil. Ottima la trasformazione dalla bandierina di Simonetta per il Locri al 32esimo. Zizzania allontana, Scarfiello conclude bene dalla distanza, ma la palla viene deviata in calcio d'angolo preventivo. Al 42esimo Pantano stoppa letteralmente Dampa, servito con un segmento preciso da Mokulu. Potente il tiro del Gambiano, puntuale l'intervento di Pantano. L'intervallo è un vero limbo per via della gara altrettanto decisiva appunto tra Castrum Favara e Sant'Agata, con i primi a decidere anche il proprio destino play-out in ordine ad una migliore posizione. Un finale quindi più che mai vero, quello del girone I, che costringe il Locri però a crederci sino alla fine, non si sa mai. A ripartire in pompa magna però è la Cireale con un affondo a sorpresa, l'anticipo sui disimpegni casalinghi è un in più e Zizzania è pronto anche ad uscire dai pali in caso di mischia d'aria. Insomma, un bel secondo tempo, 3 minuti infatti e Paglia trasforma con delicatezza e precisione una palla al limite dell'aria, allontanata con acrobazia poi da Lauritano. Al Macri di Locri scema un attimino l'agonismo in campo, ma si respira uno strano ritorno provinciale quando la Regina passa in testa alla classifica dopo il rigore trasformato dall'Igea contro il Siracusa. Sembra il taccuino di una giornata più sospiri sportivi, ma che durano davvero pochi attimi. Al 35esimo intanto sul campo di Locri Vasil si rammarica in ginocchio per aver sfumato il pari fronte porta, con Di Mauro a colpire invece il palo al 41esimo. La gara però finisce 1-1 grazie alla rete finale di Mokulu. Che succede? A sorpresa la Cireale è condannato agli out, il Locri è direttamente retrocesso. Sarà dunque città di Acireale, città di Sant'Agata l'incontro play-out. Però prima di parlare anche di questo play-out voglio parlare della Nissa. Nel frattempo possono già partire le immagini di questa vittoria importante, perché insomma il presidente Giovannone ci teneva a chiudere alla grande la stagione. Una vittoria che in un certo senso ha definitivamente condannato ai play-out il Licata Calcio. Sì. Complimenti comunque alla Nissa, perché è riuscita a raggiungere una sesta posizione che, diciamo, dopo una decina di giornate di campionato era quasi impensabile. No, sicuramente si è partiti non solo per le dichiarazioni della società, con l'impianto tecnico che doveva essere delle prime 5 posizioni. Sì. Poi naturalmente è stata facendo qualche difficoltà e sopraggiunta, ma l'avvento di Giovanni Campanella è stato fondamentale, determinante, perché Giovanni è una persona che conosce bene la categoria, conosce bene quella piazza, conosce bene... Hai letto bene il tutto anche tu allora? Sinceramente la sesta posizione sicuramente come dire, non diminuisce le velleità di questa società, che sicuramente si ripresenterà nella sede di partenza sempre più agguerrita. Lo ha già detto comunque il presidente, no? Sì, come dire, è un ambizioso, è giusto che lo sia. Ed è giusto che sia. La piazza richiede anche un campionato da vertice. Questa partita testimonia anche, come dire, la serietà delle squadre, perché certo, sicuramente se la sono giocata. La Nissa poteva, come dire, benissimo, non aveva, come dire, assilli di classifica. E invece ha dimostrato che si è sportivi fino alla fine. Esattamente. E quindi siamo contenti. Complimenti alla Nissa, complimenti anche al presidente Giovannone, che ha già dichiarato giustamente che la prossima stagione sarà la stagione della svolta. È stata sicuramente la stagione della svolta, la stagione della vittoria, quella del Siracusa. Ci guardiamo la festa di Barcellona Pozzo di Gotto.
una vittoria sicuramente bella, emozionante, che ha dato grandissima soddisfazione a noi e immagino a tutti i nostri supporter. È stata sicuramente una partita tosta, combattuta, siamo stati veramente bravi dal mio punto di vista a disunirci dopo l'1-1 e anzi abbiamo macinato gioco, abbiamo creato tanto e quindi questo è il giusto merito per questi miei ragazzi che sono veramente splendidi. Ci portiamo sicuramente molto perché siamo dal mio punto di vista cresciuti tantissimo sotto ogni aspetto. Siamo partiti sapendo quello che volevamo fare, dovevamo costruire. L'inizio forse per qualcuno è stato ostentato, ma assolutamente non dal mio punto di vista, perché sapevamo che dovevamo costruire con una squadra completamente nuova, con idee completamente nuove, volevamo dare un impianto di gioco importante e c'è sicuramente voluto un po' di tempo, ma tutto sommato la nostra classifica è sempre stata buona. Poi sapevamo che dal girone di ritorno dovevamo cominciare a macinare punti, a fare quello che avevamo insomma studiato e preparato per mesi, e devo dire che i miei ragazzi sono stati splendidi perché fino all'ultimo giorno mi hanno seguito sotto ogni punto di vista e hanno fatto un campionato veramente veramente bello, importante e che lascia qualcosa dentro di noi. Come si racconta una giornata così? Si racconta con la consapevolezza di aver costruito un percorso lungo 2 stagioni, perché io voglio ricordare che l'anno scorso noi avevamo vinto il playoff nazionale, non ci hanno fatto salire e quest'anno siamo stati primi dal 18 ottobre, 19 ottobre, quindi abbiamo sostanzialmente vinto tutti gli scontri diretti. Oggi, questa sera festeggiamo con la città. Dopo il Granillo è stata veramente una gioia immensa che ci ha fatto capire che siamo stati tanto superiori quest'anno a tutte le squadre che abbiamo incontrato. È una gioia condivisa da un anno di lavoro insieme a tutti, insieme al presidente, a Guglielmino, a tutti questi ragazzi, a Marco Turati, e quindi penso che la gioia sia giusta da festeggiare. È sempre una grande emozione, perché chi ci mette passione e ha il desiderio di aiutare i ragazzi a crescere è una vittoria importante. Io ho vinto campionati di Serie C, di A, ho vinto all'estero, mi mancava il campionato di Serie D, mio figlio l'aveva vinto e quindi adesso l'ho raggiunto e sono contento.
credo che il valore aggiunto di questo risultato che la città aspettava da tempo sia indubbiamente una presidenza che ha tenuto la barra dritta, che ha avuto una grande visione fin dall'inizio e che ha messo il cuore non solo in questa città, ha saputo creare un gruppo affiatato dei grandi professionisti che hanno dimostrato di meritare il professionismo. E credo che un grande grazie vada rivolto a tutti i tifosi, perché anche grazie a loro, il cui cuore non ha smesso mai di battere per la nostra squadra, anche nei momenti più difficili, oggi ci possiamo godere tutto questo. Oggi questo sogno diventa realtà, vedere tutta questa gente mi emoziona, mi fa sentire bene, quindi è un qualcosa di eccezionale, è qualcosa che non si può descrivere, si può solo vivere, perché questa città la sento dentro, ormai Siracusa ama me, io amo loro, quindi per me era il minimo correre, dare l'anima, buttare il cuore oltre l'ostacolo, quindi per me è stato facile farlo. Grazie, perché se lo meritano, persone che hanno fatto sacrifici, hanno lasciato famiglie a casa, hanno investito i loro soldi, che lavorano, e i tifosi di Siracusa è un qualcosa di eccezionale. Io sono 2 anni qua, mi sento veramente è la marcia in più. Poi a prescindere che ringrazio la squadra, ringrazio lo staff, il presidente, quello che abbiamo fatto oggi ci unirà per sempre. Beh, credo che sia lo slogan giusto. Bentornati Leoni in Lega Pro. 30 secondi per dire la tua su questo Siracusa. No, lo abbiamo detto all'inizio, lo riconfermiamo anche adesso. Anche per loro è stato un anno meraviglioso. Meritato. Diciamo che è stato l'anno in cui hanno raccolto 2 anni di lavoro di investimenti pure quest'anno hanno aggiustato il tiro, hanno preso un tecnico che diciamo che si potrebbe dire alle prime esperienze per quanto riguarda la guida come capo tecnico, come capo staff, che è Turati, che veniva dallo staff italiano, quindi diciamo che è stata una scommessa vinta. E poi dentro la ciliegina Zenga, no? Che è servita tanto. Quello servirà anche in futuro. Poi mi sono un po' emozionato anche perché è una partita in cui io proprio da Siracusa andai all'Igia Virtus nel 2000. Hai visto quel campo, gli spogliatoi sottopassaggi, l'antistadio, insomma delle situazioni. Tra l'altro è un campionato che ci vide pure a noi vincere il campionato di Serie D. Ti sei emozionato anche per questo? No, è stata una bella cosa, mi fa piacere, ripeto, per il presidente Ricci e per gli sportivi siracusani che naturalmente riassaporano la categoria dove merita di stare il Siracusa. Assolutamente, vedremo cosa farà il prossimo anno il presidente Ricci. Allora, siamo un po' leggermente in ritardo, però voglio assolutamente chiudere il quadro del campionato di Serie D. Adesso ci sentiamo le interviste post partita tra Vibonese e Paternò. La partita è finita 1-1. È stata dal mio punto di vista un primo tempo dove potevamo fare qualcosa in più. È chiaro che quando fai giocare tanti giocatori magari dall'inizio, tra virgolette, che hanno poco minutaggio, si può trovare qualche difficoltà in più. Però la soddisfazione più grande è vedere in campo i giovani nostri che hanno fatto una grandissima partita entrambi, aggiungo anche Cosmano e anche Fabio Marano, e quindi per me è una vittoria. Sì, abbiamo finito questa stagione ricca di emozioni, ricca di soddisfazioni, nei migliori dei modi. Abbiamo portato un altro risultato positivo a casa contro una squadra molto forte, molto organizzata, e credo che sia anche un risultato giusto, facendo anche
un turnover, facendo riposare qualcuno, facendo giocare qualche ragazzo che ha avuto meno spazio, e poi alla fine credo che il risultato, come ho detto prima, di parità secondo me è anche giusto, e andiamo a casa felici per la stagione che abbiamo fatto e che ci siamo meritati tutti insieme per disputare il prossimo anno un altro campionato di Serie D. Adesso abbiamo una settimana per preparare nel dettaglio questa partita e soprattutto per cercare di non commettere quegli errori che abbiamo commesso nel girone di ritorno nella partita persa per 2-1, e ce la andremo a giocare a viso aperto, con grande personalità come abbiamo fatto il girone di ritorno, chiaramente cercando di andare a trovare un risultato importante. Ma in questo momento penseremo un attimino a staccare invece un po' la spina, andremo a goderci un po' di ferie, però sempre secondo me andrò a vedere qualche partita, ci saranno delle partite molto interessanti e quindi sicuramente continuerò a vedere calcio. Paternò dunque che stacca la spina, mentre la Vibonese giocherà questo playoff importante contro la Reggina che seppur vincendo a San Cataldo non ce l'ha fatta, il campionato lo ha vinto il Siracusa. Chiudiamo il tabellino proprio con gli highlights di San Cataldese Reggina. In questo momento è tosta, dobbiamo essere veramente bravi tutti quanti a resettare in qualche maniera e a prepararci per questi playoff che oggi diventano per noi l'unica opportunità che abbiamo di andare in Serie C. Io devo fare i complimenti, non mi è mai capitato di allenare un gruppo così bello, una società che ci è stata vicina. Adesso il presidente è entrato, ci ha abbracciato tutti quanti, martedì passeremo la serata insieme, perché nonostante non siamo riusciti a vincere il campionato è difficile parlare di sconfitta per questo gruppo, non mi viene, i miei giocatori non sono sconfitti, non siamo sconfitti, è quello che ho detto, che credo in questa Serie C. Adesso è più complicata, dovremmo cercare di vincere i playoff, abbiamo necessità di ritrovare forza, però davanti alla nostra gente tireremo ancora fuori qualcosina fino all'ultimo secondo, fino all'ultima goccia di sudore. La delusione è enorme, perché questa gente oggi per l'ennesima volta, sold out quasi, dentro e fuori ci stanno vicino, ma al di là di quello in città avvertiamo un affetto enorme, perché questa gente ha capito prima di chiunque altro i valori che ha questo gruppo e noi siamo felici di questo. E la delusione è ancora più forte perché non siamo riusciti, soprattutto per loro, a dargli questa gioia enorme. Vi dico la verità, io immaginavo nella mia testa una grande festa, immaginavo al traghetto una grandissima festa, quindi la delusione enorme, però attenzione, io faccio i complimenti a Siracusa, questa è la prima cosa, che è stata un avversario forte. Io ho bisogno dei giocatori, abbiamo un rapporto molto stretto, siamo un tutt'uno, ho bisogno della società, ho bisogno della gente in città, ho bisogno dello staff medico, del mio staff. C'è un lavoro di tante persone dietro e di una città che ti spinge ad arrivare a fare certe cose. E quindi noi faremo quello che abbiamo sempre fatto. È mia abitudine nei momenti difficili stare insieme con i ragazzi. Non voglio che ognuno stia per i cazzi suoi. Quando si perde, raga, a mangiare tutti insieme, via, si sta insieme, perché è un modo per asciugarsi un po' le lacrime insieme. In questo è stata bravissima la società che mi ha anticipato e ha detto martedì si sta tutti insieme, ci lecchiamo le ferite e martedì ripartiamo.
Abbiamo chiuso il tabellino del campionato di Serie D, ritorniamo a parlare di eccellenza, lo facciamo subito con il girone A. Diamo subito uno sguardo con la schermata a quello che è successo nel girone A del campionato di eccellenza. Non c'è stata nessuna vittoria, c'è stato soltanto il pareggio tra Casteldaccia e Partinica Audace 0-0 e anche pareggio tra Supergiovane Castelbuono ed Oratorio San Cile e San Giorgio 2-2 il risultato finale. Il Gela giocherà giorno 25 la partita di andata dei playoff nazionali. Rientriamo in studio, abbiamo all'incirca 60 secondi per raccontare questo girone A. È stato un campionato dove probabilmente non ci si aspettava questo distacco netto forse da parte del duo Athletiche Club Palermo e Gela Calcio rispetto insomma, a quelle altre 3-4 società che avevano un'ambizione, quello quantomeno di arrivare ai playoff. Diciamo che solamente lo Sciacca per certi versi poteva, come dire, agganciare il treno dei playoff, che Gela e Athletiche hanno fatto il vuoto. Hanno fatto troppo il vuoto. La cosa che sto notando invece che mi sembra una cosa abbastanza, oltre le 3 settimane di sosta tra la prima domenica di aprile e l'ultima domenica di campionato, e non solo questa, che sicuramente a mio avviso penalizzerà. In questo caso il Gela avrà tutte le motivazioni e tutte le qualità. Perché hanno dovuto aspettare ora devono aspettare dei play-off. Domenica è finito, ora questa domenica 4 è finito il campionato del Molise. Sì. Quindi si aspetta la vincente, certo, perché ancora devono determinare la griglia. Quindi io credo che sia sì, una anche cosa. Lì, secondo me bisogna allineare un pochettino esattamente, i campionati, anche perché in esattamente. prospettiva giustamente una squadra come sta succedendo a Gela rischia di aspettare troppo. Il Gela ha una delle squadre, poco fa sentivamo Trocini della Regina, naturalmente l'amarezza di essere arrivati a un punto, così come il Gela di essere arrivati a un passo dalla vetta della classifica. Naturalmente questo di qua, le motivazioni hanno due rose competitive, quella del Gela è qualcosa di eccezionale. Beh, lo sappiamo, con giocatori esperti per la categoria. Quando riguarda i campionati invece, la griglia dei play-out, lì il Partinico che ha guardato per i capelli. Ha iniziato benissimo, tra l'altro quando io sono entrato in panchina aveva 16 punti, sì. Quindi insomma era nella zona quasi quinta, sesta in classifica. Poi è successo qualcosa, evidentemente sono stati ridimensionati i progetti. Hanno fatto 12 punti in 20 partite, sono veramente qua pochi, sono ti pochi, portano dritto giustamente ai play-out. E questo tra l'altro play-out conquistati con l'ultimo punto preso in casa dell'Atletico Palermo. Sì. Il Casteldaccia da par suo si è salvato, ma è una squadra che ha dimostrato una crescita importante. Tarantino ha fatto un lavoro veramente importante. Quello che dicevo sul Castelbuono non era facile contro il Marineo, tra l'altro è sempre vivo e verde Ciccio Maggio, che ha fatto la doppietta, ma io credo che sia mancata lì la presenza di un giocatore importante come Mondino, che nel Marineo io credo sia uno dei giocatori più interessanti di questo girone. La dimensione del Marineo potrebbe essere effettivamente anche comunque soprattutto un campionato di promozione, non c'è un grandissimo seguito e spesso e volentieri in eccellenza poi alla fine queste cose le paghi, no? Rischi poi di giocare solo davanti ai tuoi tra virgolette parenti, mentre invece ormai in eccellenza le realtà, le società hanno un seguito che fa da supporto continuo. Diciamo ci sono delle realtà importanti, se noi pensiamo allo Sciacca quest'anno che ha fatto insomma contava sul migliaio, 2000 spettatori, sono numeri importanti. Quindi sono piazze che sicuramente ambiscono a rimanere nelle categorie, chiaro. Anche quella la massima categoria dilettantistica, la Serie D, lo Sciacca. Tra l'altro ho giocato in questa piazza e credo che sia una delle piazze più importanti che la Sicilia possa avere. Ma io credo che già dalla prossima stagione ne sentiremo parlare, perché l'obiettivo della squadra di Sciacca è quella veramente di ritornare almeno in Serie D, perché stadio straordinario, struttura perfetta per la categoria. Tra l'altro si stanno organizzando bene anche come a livello societario, come comunicazione, io credo che sia. Hanno tentato forse la carta della Coppa Italia. Peccato, hanno trovato credo una delle squadre più forti di tutta l'eccellenza, che è il Barletta. E questo di qua purtroppo sono partite. Il calcio è anche questo. È anche questo. Voltiamo pagina, parliamo adesso del girone B.
Si è giocata una partita, la semifinale di playoff, eccola qui la schermata con il Vittoria che pareggia in casa 1-1 contro il Città di Avola 2020 e si sono giocate anche le due partite dei playout con la Ionica FC che addirittura perde in casa contro il Real Siracusa Belvedere, così come perde anche il Città di Aci Sant'Antonio ma in casa del Mazzarrone, pertanto Real Siracusa Belvedere e Mazzarrone Calcio che rimangono in eccellenza, ed il Vittoria a sorpresa devo dire, perché insomma da un paio di settimane si è senz'altro rivalutato, però il campionato del Vittoria è stato un po' zoppicante, soprattutto nella prima parte della stagione. L'arrivo di Terranova ha cambiato tutto e la squadra adesso ragusana vola in finale, guarda caso, con un derby importante contro il Modica. Il pronostico di questa partita naturalmente è una tripla. È una tripla. Anche perché il Modica ha dimostrato che il fattore campo non l'ha aiutato tanto, perché l'ha perduto in casa il campionato. È vero, è vero. I due pareggi fatti con la Leonzio, insomma, sono stati determinanti per la volata del Milazzo. Invece dovevo fare i complimenti al Città di Avola, che non solo per la finale di Coppa contro lo Sciacca, tra l'altro guidata da un ex Attilio Sirugu è uno degli allenatori emergenti della categoria. Classe 86, era un giocatore che io ho tentato in tutti i modi di portare a Caltagirone un anno, ma lui scelse l'università, scelse la giurisprudenza e fece pure bene, e ha dimostrato davvero di avere le idee chiare, di essere un tecnico preparato. E tra l'altro la partita di domenica a Vittoria testimonia la validità di questo gruppo, che conta anche di giocatori importanti come Ricca e qualche altro. Mentre per quanto riguarda i play-out, il Mazzarrone ha preso per i capelli un campionato che l'ha visto, tra l'altro loro l'ultima partita, ecco, le ultime partite della stagione regolare hanno visto il Belvedere pareggiare in casa del Mazzarrone, e quindi questo qua testimonia anche la vittoria del Belvedere. E il Gioiosa che si è un po' suicidato dopo. E la Ionica non c'era messa, però la Ionica perché si è ritrovata risucchiata. Poi il Mazzarone credo che avesse una delle squadre più importanti di questo giro. E poi c'è anche Mister Utro che è uno tosto. Sentiamo le dichiarazioni al termine della partita tra Vittoria e Città di Avola 2020. Terranova vincente che punta adesso alla grande finale contro il Modica, ma soprattutto anche le parole appunto di Attilio Sirigu, uno degli allenatori secondo me più emergenti, che seppur amareggiato è cosciente di avere fatto una grande stagione. Di solito si dice che ci sono più partite nella stessa partita. Primo tempo molto contratti, paurosi, meglio l'Avola, a cui faccio i miei complimenti. Poi al secondo tempo siamo entrati meglio dentro il rettangolo di gioco, abbiamo avuto un impatto migliore, un approccio migliore, abbiamo rischiato subito di passare in vantaggio e poi sull'unico tiro in porta del secondo tempo abbiamo preso gol. Faccio complimenti alla squadra che stavolta ha reagito per come si doveva, abbiamo cambiato qualcosa a livello di uomini dentro il campo, siamo riusciti a recuperare il vantaggio. Poi chiaramente con l'uomo in più e il doppio uomo in più sicuramente la partita è cambiata molto. Ma sì, è finita la nostra stagione oggi, ma dobbiamo essere orgogliosi. È quello che ho detto ai ragazzi. Abbiamo fatto una stagione strepitosa, abbiamo raccolto tanti risultati inaspettati per molti, ma io ho sempre creduto in questi ragazzi, ho sempre creduto che avrebbero potuto fare un grande campionato e l'hanno fatto. Anche oggi, a cospetto di una squadra forte, ben organizzata, una squadra che puntava a vincere il campionato, i ragazzi hanno dimostrato di giocarsela, hanno fatto un primo tempo strepitoso in cui sicuramente meritavamo molto di più. E poi l'unico rammarico è quello magari di non esserci alla giocata tutto il tempo disponibile in parità numerica, perché due situazioni di gioco in una partita maschia intensa che ci possono stare, secondo me sono stati puniti oltremodo dall'arbitro, e rimanere in 9 è qualcosa che contro una squadra così forte pesa. Ma se poi vado a pensare che nonostante la doppia inferiorità numerica, i 120 minuti il Vittoria non è riuscito a farci gol, questo gli dà il peso della squadra che siamo. Sì, il secondo tempo l'intera squadra ha fatto meglio. Abbiamo, come ho detto poco fa, abbiamo avuto un impatto migliore, abbiamo avuto il pallino del gioco, cosa che non è successo nel primo tempo, dove abbiamo rischiato di prendere gol, però quello che mi fa felice oggi è proprio la reazione che ha avuto la squadra.
Grande derby dunque domenica, la finalissima playoff del girone B del campionato di eccellenza, Modica vittoria. Mi devi dare un pronostico velocissimo, ma veramente di 15 secondi perché siamo ai saluti e siamo anche un po' in ritardo. Io penso che sia il Vittoria la squadra mentalmente più avvantaggiata di questa, anche se il fattore campo, il vecchio Barone sicuramente sì. Sarà, come dire, sarà un catino. Esattamente, un catino infernale. Vabbè, è un derby poi. Però vedo più il Vittoria. Vedi più il Vittoria, ma io senza nulla togliere chiaramente alla squadra di Ferrara, credo che effettivamente il Vittoria ci arriva con più... Dal punto di vista mentale sicuramente, però con più forza. Il Modica ha un impianto di gioco, una struttura importante, quindi è una partita da tripla, poi ripeto, nel computo del... Il Vittoria potrebbe farcela. Potrebbe, sì, esattamente. Benissimo. Alberto, è stata una giornata molto interessante quella che abbiamo trascorso con te, abbiamo raccontato la Serie D, abbiamo parlato di questo bel pianeta Accademia Trapani, dove credo che rimarrai anche per la prossima stagione, no? Ancora, i presupposti sono quelli. Diciamo che ci dobbiamo ancora incontrare, quindi ci conosciamo bene. Anche perché conosci l'ambiente, conosci il gruppo dei ragazzi, e quest'anno avete fatto un bellissimo lavoro. Sicuramente. Spesso e volentieri il secondo anno, insomma, è ancora più ricco di soddisfazioni, generalmente. Diciamo che veniamo da 4 anni con Intercapedine delle mie divisioni, sì. E insomma abbiamo le idee abbastanza chiare, ci conosciamo, quindi in questo momento ci siamo presi, come dire, dopo una settimana abbiamo staccato. Di riposo, avete staccato un po' la spina. Avremo il tempo per poterci guardare in faccia e capire quello che può essere il nostro futuro. Allora io ti auguro chiaramente tutte le fortune possibili, soprattutto per la prossima stagione. Grazie per essere stato con noi qui a Penalty. Ringrazio per avermi ospitato questa trasmissione, auguro a tutti gli sportivi siciliani un finale di anno ricco di soddisfazione. Grazie dunque ad Alberto Amoroso, allenatore dell'Accademia Trapani, allenatore che, se devo dire giustamente, quest'anno ha disputato una stagione meravigliosa. Complimenti ancora. Grazie. E complimenti anche tutto al gruppo dirigenti che ti ha accompagnato in questo percorso. Chiudiamo qui la nostra trasmissione, grazie per essere stati con noi, ci vedremo chiaramente la settimana prossima, mercoledì, a partire dalle 15:20 in diretta sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Vi ricordo che se volete rivedere questa puntata basta eventualmente andare sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo oppure sulla pagina Facebook Penalty. Vi anticipo che la prossima settimana avremo un ospite d'eccezione, è una sorpresa, ci vediamo fra 7 giorni.